Abacuc 2, dal primo verso. Io starò al mio posto di guardia, mi metterò sopra una torre e starò attento a quello che il Signore mi dirà e a quello che dovrò rispondere circa la rimostranza che ho fatta. Il Signore mi rispose e disse: scrivi la visione, incidila su tavole, perché si possa leggere con facilità, perché è una visione per un tempo già fissato. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà. Egli è pieno d'orgoglio, non agisce rettamente, ma il giusto, per la sua fede, vivrà. Signore, parla al nostro cuore dei tuoi piani per la nostra vita. E mentre riceviamo la tua parola, Signore, per mezzo della tua parola tu crea in noi la fede e rendila perfetta, perché possiamo cogliere ogni frutto che tu vuoi far arrivare a noi. Signore, abbi pietà di me, purifica il mio cuore, le mie labbra, riempimi di Spirito Santo, Signore, perché io possa condividere con i tuoi figli la tua parola e non pensieri umani. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi, fratelli. Abacuc aveva fatto una rimostranza al Signore, aveva contestato alcune cose che lui vedeva e di cui dava la colpa al Signore perché non andavano secondo la sua veduta. E quando accade anche a noi che l'apparenza delle cose ci sembra contraddire quello che Dio ha detto, l'anima nostra va un po' in crisi, veniamo attaccati dai dubbi, iniziamo a farci delle domande più alte di quelle che noi dovremmo fare, iniziamo a dire: perché se il Signore ha promesso questo, avviene quello? Perché se Dio è stato largo nel dire, nell'incoraggiare, poi quello che io vedo intorno è tutto il contrario? E quando vengono queste domande sorgono nel cuore dubbi e iniziamo a non stare più bene, iniziamo a vacillare, iniziamo a pensare che c'è qualcosa che non quadra. Cerchiamo la pace, eppure quella pace che vogliamo trovare nelle parole del Signore non corrisponde a quello che stiamo vivendo. Ma Abacuc fece bene a un certo punto a fermarsi e a dire: io mi fermo, io ho fatto una rimostranza al Signore, io ho allargato il mio cuore davanti a Dio, io non ho nascosto a Dio quello che del resto non potevo nascondere, i miei pensieri, anche i miei dubbi, ma adesso voglio aspettare il Signore, adesso voglio ascoltare il Signore. E quando il nostro cuore lascia posto all'attesa umile davanti a Dio piuttosto che alla ribellione, alla durezza davanti a quello che noi non possiamo comprendere, Dio è puntuale nel parlare. A volte ci aspettiamo che Dio parli, ma noi rimaniamo nella nostra posizione di rimostranza e contestazione. Ma è solo quando facciamo come Abacuc e iniziamo a dire al Signore: Signore, qui mi fermo. Lo fece anche Giobbe, ve lo ricordate? Io qui mi fermo, Signore, ora parla tu. Solo quando è questo la nostra posizione del cuore che Dio inizia a parlare. Se c'è qualcuno che sta guardando intorno a sé e vede tutto il contrario di quello che Dio ha promesso, nel nome del Signore fermiamoci. Nel nome del Signore chiudiamo la bocca davanti a Dio e diciamo come Abacuc: io attenderò il Signore. Quando lo faremo, Dio puntualmente parlerà, perché Lui vuole parlare, Lui è un Dio di parola, Lui è un Dio che risponde, Lui è un Dio che non lascia delusa nessuna richiesta che è rivolta verso di Lui.
e Dio parlerà. E quello che disse Dio ad Abacuc, ed è quello che Dio vuol dire a noi questa mattina, era la risposta. Forse non quello che si era immaginato Abacuc, ma era sicuramente la risposta a quello che il profeta stava chiedendo. E la risposta è questa: Dio non è mai in ritardo. Il concetto del ritardo non è applicabile a Dio, non è possibile, perché Dio è al di fuori del tempo e quindi per Lui ritardo non ha alcun senso. Dio non è in ritardo, sorella, fratello, amico, Dio non tarda mai. Amen. Dio non tarda mai. Sembra a noi, ma in definitiva non è mai così. E per convincervi in qualche modo, vi chiedo di pensare a tutte le volte in cui il Signore è intervenuto o ha risposto. Pensiamoci, quando il Signore è arrivato, noi abbiamo riflettuto e abbiamo detto: effettivamente il Signore è arrivato al momento giusto. Però, prima che il Signore intervenisse, noi tante volte abbiamo detto: perché il Signore ritarda? Perché sta fermo? Perché si è dimenticato? Perché non interviene? Ma poi quando è intervenuto diciamo: tutto sommato aveva ragione Lui. Lo so che non ci piace, ma il Signore ha sempre ragione. Ha sempre ragione. E Lui arriva sempre a dire: te l'avevo detto, che non ci piace mai. Quando ce lo dice qualcuno, a volte prima di sentircelo dire diciamo: e non dirmi te l'avevo detto, quando abbiamo capito che abbiamo sbagliato. Il Signore ce lo dice sempre, perché Lui non è in ritardo. È una parola di incoraggiamento, perché a volte abbiamo l'impressione che Egli guardi passivo l'andamento delle cose, ma quando ci appare così che il Signore è indifferente, fratelli, convinciamoci che è un inganno dell'avversario. È l'avversario che ci vuole convincere che il Signore si è dimenticato, non sta intervenendo. Dio non è in ritardo riguardo al suo intervento nel mondo e riguardo alla salvezza. Voglio incoraggiare quanti stanno pregando per il proprio marito, per la propria moglie, per i propri figli, per i propri genitori, per i propri cari, stanno pregando per la loro salvezza. Dio non è in ritardo. Guardate la pioggia fuori. Io e il fratello Giovanni stiamo dicendo: la pioggia è arrivata in un momento sbagliato. Ma io so che non cade mai la pioggia in momenti sbagliati, perché è Dio che la manda e Lui sa quando mandarla. Vi ho già raccontato di quella volta in cui facevamo la tenda di evangelizzazione a Domodossola e quando si fa la tenda tutto si vuole tranne che la pioggia. E quella pioggia che non volevamo, quando abbiamo iniziato a mettere la nostra piccola tenda a Domodossola, ricordo che cadde in 2 occasioni in cui io particolarmente non volevo. In realtà era buono. La prima, non so se si ricorda il fratello Gino, abbiamo montato questa tenda, era usata, eravamo nel dubbio, volevamo testare il tetto della tenda. E sapete, quando lo monti sembra che è sano il tetto, ma sai se il tetto è bucato solo quando piove. E ci eravamo offerti per fare la notte come cavie, io e fratello Gino. Erano 2 giorni di tenda, giusto per provarla. È arrivata la pioggia quella notte, non so se ti ricordi, e ha piovuto, ma una pioggia così. E la mattina io e il fratello potevamo dire: questa tenda la possiamo usare, perché il tetto era sano, anche se non avremmo voluto. E in una seconda occasione, un anno dopo, la tenda era sana, abbiamo iniziato a usarla, è iniziato a piovere. E quando, sapete,
fai un culto all'aperto, un'evangelizzazione, se piove la gente non esce fuori. Ma in quell'occasione c'era la gente fuori e noi abbiamo iniziato il culto, poi è scoppiata la pioggia. E allora le persone che erano in questo parco, l'unico tetto che hanno trovato dove ripararvi era la nostra tenda. E come sono entrati abbiamo chiuso i teli, li abbiamo chiusi dentro la tenda e abbiamo iniziato a parlare del Signore. Non potevano andare via perché pioveva. E allora lì ho capito che il Signore manda la pioggia e non sbaglia. Dio non tarda il suo intervento. Dio non tarda mai a intervenire. Ricordiamoci di quel servo della parabola in cui Gesù dice: se quel servo malvagio pensa che il suo Signore tarderà a venire, inizierà a bere, a mangiare, a maltrattare i suoi conservi, ma lui non sa che il suo Signore non tarderà e arriverà e lo troverà così e lo giudicherà. Non pensiamo mai che Dio tardi, perché Dio non tarda mai, Dio è all'opera nei nostri cuori, Dio è all'opera anche nell'emettere i suoi giudizi, Dio giudica, perché Dio è santo. Forse lo diciamo troppo poco, parliamo sempre di un Dio pronto a perdonare ed è così, ma non ci dimentichiamo che Dio è il giusto giudice, che quando la Scrittura avvisa di stare attenti, quando ci presenteremo davanti al giudice, non sta mica parlando del diavolo, sta parlando del giusto giudice, sta parlando di Dio stesso, presso il quale però chi ha trovato il buon Salvatore ha un avvocato che lo difende ed è Cristo Gesù. Ma Dio è il giudice e Dio giudicherà. Nessuno pensi che il Signore lascia cadere le cose ingiuste. No, Dio giudicherà. Dio giudicherà ogni cosa. Il problema è che tante volte noi ci aspettiamo il giudizio di Dio, che è il nostro giudizio. Loro hanno sbagliato, Signore, puniscili. Dio giudicherà con giustizia, ma Dio è anche colui che vuole che tutti gli uomini siano salvati. E guardate, fratelli, che è un bene per noi che sia così, perché quando noi diciamo a Dio: Signore, apri i loro occhi e giudicali perché hanno sbagliato, noi non ci rendiamo conto che pure noi siamo nella stessa barca, e se il Signore dovesse usare quel metro con chi diciamo noi, dovrebbe usarlo anche con noi, e non sono sicuro se ne usciremo bene. Ne usciremo come attraverso il fuoco. E chiedete al fratello Corrado che cosa significa soffrire quando il fuoco ci tocca. Dio non ritarda il suo giudizio, Dio giudicherà, Dio farà giustizia, ma Pietro ci ricorda che Lui è un Dio che vuole operare meravigliosamente. E quando ci ricordiamo che Dio giudicherà e interverrà, noi ci vogliamo anche ricordare che, come dice Pietro, il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano a ravvedimento. Il problema è che quando noi chiediamo il giudizio di Dio, non stiamo chiedendo la salvezza per mezzo del ravvedimento. Stiamo chiedendo al Signore di abbreviare i tempi, di non dare possibilità di ravvedimento, perché Lui deve intervenire, deve fare giustizia. Stiamo sereni, fratelli, Dio giudicherà e non tarderà, ma nello stesso modo Dio salverà e non tarderà. Amen. E quanti stanno pregando per la salvezza, lo ricordino perché siano incoraggiati. Dio salverà. I nostri figli li salverà, i nostri genitori li salverà. Sono caduto in crisi spirituale seria solo 2 volte nella mia vita. Quando dico crisi spirituale dico quei momenti folli in cui un credente vuole lasciare tutto. La prima volta accadde nella mia adolescenza, perché pregavo per la salvezza di mio padre, ma non vedevo alcuno spiraglio che mi permettesse di
mi suggerisse un avvicinamento a Dio, fino a che ho detto al Signore: Signore, io ti lascio. Parole folli. Io ti lascio, perché ti prego, non ti prego per me, ti prego per la salvezza di mio padre, e tu non rispondi. Una crisi che è durata tanto, 2 giorni, che è tanto. Le nostre crisi spirituali si risolvono in preghiera autentiche, e in preghiere autentiche non ci vogliono 2 giorni, perché il balsamo dello Spirito viene subito. Amen. Per cui chi è in crisi spirituale corra ai piedi del Signore, e non passeranno 2 giorni. 2 giorni aridi, brutti, 2 giorni di grande disagio. Non avevo lasciato il Signore. Era il mio modo di dire: Signore, desidero la salvezza. Fino a quando poi non ce l'ho fatta, ho chiesto perdono al Signore, mi sono riavuto. E poi ho testimoniato in chiesa, facevo questo tipo di testimonianze di tanto in tanto. Fratelli, questa settimana ho lasciato il Signore, ero un ragazzino, avevo 15 anni. Questa settimana ho lasciato il Signore, ma poi l'ho riavuto nel mio cuore. E il mio pastore, che era paziente con me, alla fine del culto mi ha chiamato in quello che a Novara non lo chiamavamo tugurio, ma era il tugurio. E mi ha detto: che ti è successo? E gli ho detto: mi sono arrabbiato col Signore, perché prego per la salvezza di mio padre e mio padre non vuole saperne del Signore. E il mio pastore mi disse: ma non sei tu che salvi, è Dio che salva. A te sta di pregare, e questo è il compito tuo, e lì ti devi fermare. Non puoi pretendere di dire al Signore quello che deve fare. Tu devi solo sapere che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. E ho dovuto dire: avevi ragione. Ma non aveva ragione il mio pastore, aveva citato la parola. Dio non è in ritardo riguardo al salvare. Dio ci ha detto qual è la sua volontà, cosa vuole fare, qual è il suo desiderio, qual è l'opera sua. Con fiducia, fratelli, continuiamo a pregare senza stancarci. Dio compirà l'opera, quando e come vuole Lui, ma lo farà e non tarderà, perché Lui l'ha promesso. Amen. Dio non ritarda riguardo al suo intervento nella nostra vita. Lo scoraggiamento, permettetemi, lo scoraggiamento è il male del secolo, non la depressione. E può farci pronunciare le parole del salmista, che dice nel Salmo 69: sono stanco di gridare, la mia gola è riarsa, i miei occhi si spengono nell'attesa del mio Dio, sono stanco. Lo scoraggiamento ci fa dire questo, perché ci fa pensare che Dio è in ritardo, e a volte il nostro cuore non è più neanche disponibile a ricevere l'intervento di Dio, perché diciamo: Signore, adesso è troppo tardi. È mai capitato? A me è capitato. No, Signore, dovevi intervenire quando te l'avevo chiesto io. A me è capitato anche che l'abbiano detto a me: non è adesso che ho bisogno di te, avevo bisogno prima. Mi è capitato, anni fa, un fratello me lo disse. Io compresi che mi vedeva solo come qualcuno che doveva fare qualcosa per lui, e mi sono trovato davvero così. Ma a volte lo diciamo al Signore, e quando il Signore arriva, il nostro cuore è così indurito che siamo anche capaci di dire: no, Signore, ormai è tardi. Che se aprissimo gli occhi potremmo vedere che Dio ha veramente risolto ogni cosa, ma l'ha fatto non in ritardo, ma nella sua volontà.
Perché quando il Signore interviene, non nei nostri tempi, lo fa perché noi tante cose non le vediamo. Tante cose non le vediamo. Ma Dio le vede. Dio le vede. Dio non è in ritardo nell'intervenire nella nostra vita. Noi ci vogliamo ricordare di quello che ci è stato promesso. Dio non renderà giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a Lui, tarderà nei loro confronti. Io vi dico che renderà giustizia con prontezza, dice Gesù. Amen. Ma voi pensate che Dio tarda nei confronti dei suoi figli, di quelli che gridano a Lui, di quelli che gli chiedono giustizia, di quelli che gli chiedono un intervento? Voi pensate che Dio, il buon Padre Celeste, è capace di tardare nell'intervenire in favore di quelli che ama? Gesù lo dice. Io vi dico che non tarderà, che farà giustizia con prontezza. Amen. Con prontezza. Dio non tarderà. Fratello, sorella, non ti scoraggiare. Dio non sta tardando nella tua vita. Dio non è in ritardo con te. Dio è in tempo. È in tempo. Ci crediamo? Ci dobbiamo credere. Perché dico questo? Perché la fede è certezza di cose che non si vedono. Le dobbiamo credere. Anche se non vediamo, anche se non ci sembra, anche se ci sembra di essere in un ritardo di Dio, anche se non vediamo, crediamo, perché Dio non è in ritardo. Dio è in tempo, Dio sa cosa sta facendo e lo sta facendo bene. Amen. Dio lo sta facendo bene. Molti attestarono di Gesù, egli fa ogni cosa bene. Ma Marta e Maria osarono dire al Signore: sei arrivato tardi, sei arrivato tardi, ti abbiamo chiamato prima, ti abbiamo chiesto di guarire nostro fratello. Ma Marta e Maria non sapevano quello che Gesù aveva detto ai suoi a chilometri di distanza: io mi rallegro che voi siate qui. Io mi rallegro che voi vediate il nostro andare con calma a casa di Lazzaro, perché voi vedrete la gloria di Dio. I discepoli lo sapevano, Marta e Maria no. Questa è la differenza. Tante volte noi non sappiamo quello che il Signore nel consiglio della benedetta Trinità ha già detto. Io mi rallegro che sia accaduto questo, perché loro vedranno la mia gloria. Ma Marta e Maria dissero: sei in ritardo. E Gesù disse: tuo fratello vivrà, tuo fratello risorgerà. Quello che dovevano vedere Marta e Maria è che il Signore è così potente che neanche la morte lo ferma. Amen. E lì sta il punto. Noi diciamo che Dio è in ritardo perché incastriamo Dio nel nostro metro. E il nostro metro umano, fratelli, sorelle, amici, il nostro metro umano ci dice che la morte è la parola fine. E se arriva la morte, mettiamoci l'anima in pace, dicono. Basta, troppo tardi. Ma chi ha detto che la parola morte mette fine all'opera di Dio? Dio fa risorgere i morti. Amen. Se c'è qualche situazione a cui tu hai messo la parola fine, perché dici ormai la morte è giunta, la morte di questo mio stato d'animo, di questa mia situazione, di questo mio problema, Dio è arrivato tardi. Se arriverà, anzi Dio non è arrivato, se arriverà ormai è troppo tardi. No, Dio risponderà con prontezza, dice Gesù. Dio non è mai in ritardo. Amen. Dio verrà come Lui ha stabilito e farà ogni cosa bene. Dio non è in ritardo neanche riguardo al futuro, il nostro tema di questo periodo. La promessa del suo ritorno è attuale.
Gesù ritorna. Gesù, come abbiamo letto prima, non sta tardando la sua venuta perché non è ancora pronto. Lui sa cosa sta facendo, ma in quella meravigliosa parabola in cui si parla del ritorno dello sposo, le vergini, sappiamo la storia, alcune si addormentarono e dice la storia, siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. È vero, siamo nella notte, perché verso mezzanotte si levò un grido, il grido che io voglio sentire, il grido per cui io vivo, il motivo della mia vita, e udire quel grido, ecco lo sposo, corretegli incontro, quella è la mia ragione di vita. Se non la sapevate adesso la sapete. È vero, è notte. La notte raffigura la difficoltà, la prova. È vero, è notte. E sembra che Dio stia tardando, ma Lui non sta tardando. Lui sa cosa deve fare e tornerà. E guardate che nel tempo di Dio il suo ritorno è presto. È presto. Così è scritto, ecco, io vengo presto. E quindi dobbiamo entrare nell'ottica del tempo di Dio. Dio non è in ritardo, Dio sta tornando. Gesù torna presto, Maranatà, Gesù ritorna, ecco io vengo presto, non sto tardando, vi sto preparando, vi sto aspettando, sto pazientando, ma al tempo giusto, nel momento opportuno, io verrò. E non c'è progetto che il Signore ha preparato per il nostro futuro che non arriverà nel tempo giusto. Amen. Stiamo sereni. Non facciamo come Abramo, che aveva ricevuto la promessa, ma pensò che forse il Signore stava tardando e allora, secondo l'uso culturale di quel tempo, si procurò un figlio attraverso la serva della moglie, nacque Ismaele. E ancora oggi stiamo pregando per l'Afghanistan, che è legato a quella storia lì. Ancora oggi c'è qualche problema, qualche conseguenza di momenti in cui noi abbiamo pensato che Dio tardava, ma Dio non tarda mai. Ma mia moglie è un po' avanti negli anni. Io ho 100 anni, Signore, dove vogliamo andare? Ma c'è qualcosa di troppo difficile per il Signore? Dio non è in ritardo, assolutamente Dio non è in ritardo. Ma il Signore si accosta ad Abacuc con termini umani per incoraggiarlo e dice: se ti sembra, se tarda, aspettala, la prova della fede. Il giusto per fede vivrà. La nostra pace diventa una questione di fede. Se ci fidiamo del Signore, anche se ci sembra che le cose non si affrettano a realizzarsi, noi saremo in pace. Se ci fidiamo del Signore saremo in pace. L'approvazione di Dio è una questione di fede. Dio approva quelli che si fidano di Lui. Amen. Quando noi ci ribelliamo a Dio perché pensiamo che Lui sta ritardando e stiamo dimostrando che non abbiamo fede e Dio non ci può approvare. Possiamo portare a Lui tutte le nostre motivazioni, Dio non ci può approvare. La nostra maturità spirituale si fonda sulla fede nelle cose che Dio ha promesso. Concludo leggendovi le parole di Giacomo, che dice: siate pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra pazientando, finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori, la venuta del Signore è vicina. Alziamoci in piedi. Alleluia.